A Gemona la cerimonia per il 50° anniversario del sisma in Friuli. Il presidente Mattarella, accolto dalla premier Meloni, ha sottolineato la capacità dell'Italia di esprimere formidabili risorse nei momenti più difficili. L'inviato Roberto Chinzari, poi Diana Paoli. La scossa di terremoto disastrosa 50 anni fa e poi la tenacia, il lavoro, l'impegno della comunità fu il Friuli a prevalere sulla distruzione e lo scoramento. Qui la parola resilienza trova la sua radice, sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accolto a Gemona da Giorgia Meloni, insieme ai ministri Giorgetti e Ciriani e alle autorità locali, 1000 furono i morti, il lutto raggiunse ogni famiglia, come nelle guerre del Novecento. Un evento che ha segnato la storia dell'Italia intera, sottolinea il Capo dello Stato. Italia che nei momenti difficili esprime formidabili risorse. La forza dei friulani incontrò la solidarietà di tutti gli italiani. L'opera di Zamberletti eredità preziosa, necessario mitigare gli effetti delle catastrofi della natura, ma se possibile anche prevenirle. Il futuro dipende da noi, conclude Mattarella, anche oggi, nell'80° anniversario della Repubblica. Ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati. Qui l'esempio dei friulani trascinò un'ondata di solidarietà del popolo italiano, ricorda Giorgia Meloni. Qui nacque il modello Friuli, il modello di ricostruzione migliore della nostra storia. Insieme, come una squadra, serve più che la memoria, serve educare, tramandare, così si forma la coscienza di un popolo. Urlando qui? Stanno urlando i miei nipoti che avevano 2 o 3 anni, si sente la voce di mia madre, mio padre. Mario è caduto, perché non rispondevo, ma io ero paralizzato dalla paura. Mario, il 6 maggio 76, era un 18enne di Udine che amava i Pink Floyd. Avevo collegato il giradischi tramite cavo a questo registratore e così ho cominciato a riversare questa musica. Questo registratore aveva un microfono incorporato e dentro si è attivato. E così ha catturato l'urlo del terremoto, fortissimo anche a 25 km dall'epicentro. Il giorno dopo sono rientrato a casa, della registrazione non mi ricordavo assolutamente, entro nella mia cameretta e vedo il registratore a terra, faccio rewind, parte, sento i Pink Floyd, dopo un po' sento, ma che cos'è questo? È il terremoto, è incredibile. Mentre la cassetta registrava, interi paesi venivano rasi al suolo, 989 vittime. A Osoppo, Giorgio, con moglie e figlia, rimase sotto le macerie per 12 ore. Mia moglie gli è caduto un pezzo di casa addosso e io ho bloccato l'armadio e ho aspettato tutta la notte con l'armadio in su, perché se cadeva fracassava la bambina.